sono Angelo Branduardi, ho visto che mi ha chiamato. Ah, piacere di conoscerla, sono Franz Emanuele. Ah, buongiorno. Oh, è un onore, insomma, per me conoscerla perché la seguo da quando ero ragazzino. Grazie. Ho passato notti in montagna con la neve ascoltando la sua musica e devo dire che ha illuminato la mia infanzia. La ringrazio. Ecco, niente, io ho ideato, organizzato e diretto questo convegno Identitas Fede e Scienza. Mhm, Dovevamo farlo a Udine, però vista l'emergenza, certo. ecco, facciamo comunque la videoconferenza e tutti i relatori comunque, vista l'importanza della cosa, sono concordi. Ah, va bene, dammi del tu. Sì, sì. Grazie Angelo. Diciamo, noi tratteremo il rapporto fra la fede e la scienza, ma in senso abbastanza generale, anche il rapporto fra la tecnica, l'intuito, l'aspetto emotivo e quello razionale. E io so che tu hai trattato molto l'elemento del folklore, della tradizione nella tua musica. So che hai trattato molto il tema della tradizione, del folklore, di molte simbologie anche del mondo del nord. E poi hai dedicato un album a San Francesco e anche a Hildegarda di Bingen. Quindi Sì. l'elemento religioso nella tua musica è sempre stato presente. Io lo chiamerei spirituale più che religioso. Sì. Quindi vuoi dirmi un po', diciamo, come mai, diciamo, è un filo conduttore la spiritualità nella tua musica, a differenza di tanti altri cantautori che scelgono altri temi? No, io ho iniziato a suonare da piccolo, a 5 anni, e fin da allora mi veniva insegnato, ovviamente apprendevo molto, mi veniva insegnato che una volta memorizzata a livello muscolare la musica che dovevo suonare, dovevo chiudere la partitura, chiudere gli occhi e lasciarmi andare. Questo significa che io ritengo la musica da quando ero piccolo una visione, qualcosa che è al di là del muro, al di là della porta chiusa. Ed è un cammino difficile, nel senso che anche sofferente, perché ma io sono contento di questo, la mia fede non è un'autostrada, è un cammino dove a volte cado, dove ho dei dubbi, e la musica mi aiuta a risolverli, mi aiuta a stare bene. Io sono alla ricerca con la R maiuscola, come la chiamavano i cavalieri del Santo Graal, che probabilmente sapevano che non esisteva, ma il senso era proprio come la chiamavano loro, la ricerca con la R maiuscola. Questo è quello che io ho sempre fatto. Ho trovato tante cose non mai definitive, sempre in divenire, anche adesso che ho una certa età. E l'aspetto con l'età, l'aspetto effettivamente visionario, è aumentato. Io potrei citare una frase del mio amico Ennio Morricone, con cui ho suonato tante volte. Lui sostiene che la musica è l'arte più astratta e quindi è più vicina all'assoluto, o chiamalo come vuoi. E io sono assolutamente d'accordo, quindi continuo il mio percorso, perché il Santo Graal non l'ho trovato, spero di non trovarlo mai. Ma quindi non c'è quindi, come tanti vedono, un conflitto fra questa ricerca e per esempio la scienza, la tecnica, la razionalità? Si armonizzano secondo te questi due aspetti? Ma sì, la musica è anche alta matematica. Proprio a volte proprio sono modelli matematici che vengono anche studiati dai matematici, e la
matematica, però anche la matematica non è mica razionale, contrariamente a quanto la gente pensa. Non so quanta ragione c'è nel mio percorso, non lo so sinceramente. Sì, c'è quando io poi traduco la fase ispirativa che è sempre orizzontale, cioè una melodia a cui aggiungo i bassi, a cui aggiungo le parti intermedie, che molto spesso, cioè quindi le armonie, le progressioni armoniche, che molto spesso sono calcolate con i numeri. Però ripeto, i numeri, e qui entriamo in un campo di cui io so poco, la numerologia, la Kabbalah, cioè i numeri sono un'altra cosa di logica filosofica. Non è vero che 1 più 1 fa 2. Gödel ha dimostrato in un suo famoso teorema che nulla è dimostrabile, e cioè che la stessa sequenza può dare luogo ad A o a non A. Quindi Pensa Angelo che quando ho conosciuto Gödel da ragazzo mi ha messo così in crisi che ho deciso poi di dedicarmi alla filosofia. certo, io non mi sono dedicato alla filosofia, ho avuto un grande maestro, ma di vita, come Franco Fortini, che ho avuto la fortuna di frequentare assiduamente per 5-6 anni fino alla sua morte, perché uscito dal conservatorio a quei tempi si diceva vabbè, basta che suoni bene, se è un deficiente va bene lo stesso. Ecco, io ho imparato tutto da lui e dagli incontri che lui mi ha fatto fare, quando mi ha fatto conoscere Pasolini, quando ho fatto un sacco di incontri bellissimi e importanti che neppure ricordo, ma anche i più umili hanno sempre lasciato su di me la polvere, e come diceva Gassman, ho un grande futuro dietro le spalle. Ma per venire, Angelo, a questa crisi di valori, soprattutto i giovani, tu hai tanto usato dei valori, diciamo, degli elementi del folklore, delle tradizioni del passato. Oggi i giovani sembra che siano smarriti, non hanno dei punti di riferimento. C'è una soluzione? Qual è il tuo consiglio per... Ma io i consigli li cerco. Ma perché ti dico, quando da ragazzo ascoltavo la tua musica, avevo sempre quella di approfondire, di ricercare gli elementi da te trattati e mi insegnava la tua musica. Vedi, io ti ringrazio e lo fa ancora, perché dopo 50 anni io riempio ancora i teatri, ma non i teatri italiani, i teatri di mezzo mondo, quindi significa che c'è. Ed è un pubblico trasversale il mio, perché c'è gente che è la mia età, ma ci sono dei ragazzini che sono diversi da quelli, chiamiamoli senza arte né parte, e che non hanno valori. La colpa è anche dei genitori. Io non saprei cosa dire, cioè, in questo caso che tutti direbbero è quella che però è strausata di Dostoevskij, che la bellezza salverà il mondo. Ti farei solo un'ultima domanda a proposito della tua scelta della figura di San Francesco e Hildegarda di Bingen, e come mai ti hanno colpito a tal punto da dedicare la tua opera a queste due figure. Allora, San Francesco non è stata un'idea mia, ma è stata un'idea dei francescani, che sono venuti a casa mia e mi hanno detto: secondo noi tu sei l'unico che può leggersi tutte le fonti francescane, estrapolare quello che gli pare. E io l'ho fatto soprattutto dai Fioretti, che secondo me sono l'opera più poetica del cristianesimo insieme al Vangelo di Giovanni. Io all'inizio sono rimasto molto perplesso, perché pensavo a una cosa devozionale, stile Radio Maria, e quindi loro mi hanno detto no, deve essere filologica, e allora lì io ho cominciato a studiare, a leggere filologicamente, a cercare un lavoro difficile di dare un senso musicale a delle cose che non potevano, a dei testi che non potevano essere manipolati.
quando alla fine loro sono tornati, io gli ho posto la grande domanda, gli ho detto: ma perché voi lo chiedete a me? Io sono un peccatore, tutti lo siamo, ma gli artisti a volte trasgrediscono, ed è anche ovvio, perché devono andare oltre con la O maiuscola. E loro mi hanno risposto con una frase geniale, di puro humor francescano. Mi hanno detto: noi lo chiediamo a te perché Dio sceglie sempre i peggiori. Anche io immediatamente mi sono messo a lavorare, e ci sono voluti 2 anni. Invece il Legarda è tutta un'altra cosa, è una cosa che ho scoperto io, cioè non lo sapevo, ma sono partito dal fatto che c'era una donna più di 1000 anni fa che scriveva musica. Allora sono andato immediatamente a cercare di capire, perché stavo studiando un po' le musiciste donne, che ce n'è stata qualcuna, ma non abbastanza e non per colpa loro. E ho trovato questa figura pazzesca, cioè un'aliena. Stupenda. Una cosa, cioè, come musicista inventa le note inaudite, come le chiama, che sono quelle della musica delle sfere celesti, invita, ma queste sono tutte cose che sai, inventa la lingua ignota, che è una specie di esperanto d'altri tempi, è una studiosa, è una mistica, è una fitoterapeuta, una dietologa addirittura, e questo non lo sa nessuno. È lei che ha messo il luppolo nella birra. Quindi ha inventato la birra in un certo senso, cioè l'ha resa quella che beviamo noi, quindi quando ci beviamo una bella birra fresca pensiamo a lei. Certo. Poi anche ero affascinato dal fatto che lei avesse fondato questo ordine dove le monache avevano una tuta bianca ma niente vero, avevano i capelli sciolti, a volte con fiori intrecciati, c'è una cosa poetica. Ma ci sarebbe da parlare sui Legarda, sono stati scritti fiumi di parole, di inchiostro versato, e io anche lì con estrema, riconoscendone il genio, con estrema cautela, Luisa, mia moglie, ha tradotto e interpretato i testi, che era una cosa molto difficile perché sono in un latino che non è più latino, ma non è tedesco, quindi quello è stato un lavoro molto difficile, e io e gli altri ragazzi abbiamo lavorato proprio. Lei ovviamente scriveva solo musica orizzontale e abbiamo messo degli accordi, delle progressioni armoniche, dimostrando così che era una cosa attualissima. Ci sono delle cose, 2 danze di cui ti parlerò dopo, che risentono in modo evidente della tradizione nordica del tempo, ma ci sono 2 melodie e 2 testi, sono le 2 estasi, che sono assolutamente universali, melodie eterne, cioè che potrebbero essere state scritte 1000 anni dopo. Le 2 danze le cito perché durante le rappresentazioni che loro facevano, le monache ballavano. Ma qui, adesso magari tu lo sai ovviamente, ma qui dico una cosa, te la dico sempre perché nessuno lo sa. Se tu prendi la cattedrale di Sant'Ambrogio, che è la più bella, più grande chiesa romanica, e guardi come è fatto l'altare è appoggiato su delle lastre di marmo enormi che degradano attraverso gradini stretti, corti, piccoli, e digradano sempre più a largo. Uno si chiede: ma perché? È perché i fedeli durante la cerimonia ballavano. Un lavoro così certosino è proprio un dono che hai fatto a tutti gli altri, veramente. Ti ringrazio, no? Sono Ma viviamo in un mondo così livellato che questi... Io poi sono un provocatore, io sono sempre andato controcorrente. Quando ho fatto la Fiera dell'Est, che è un'altra cosa di spirito e anche violenta, comunque parla
parla del Signore, dell'Angelo della Morte, eccetera. Io mi ricordo i direttori artistici, io ancora ero poco conosciuto, ridevano quando lo ascoltavano, toglievano la puntina e dicevano ciao, arrivederci. Ma siccome ho una testa dura e ho carattere, cioè brutto carattere, io ho continuato a farla finché alla fine ho riso io. E mi reputo un artista di nicchia che però molte volte si è trovato in mezzo al mainstream senza nemmeno accorgersene, piazzando dei successi internazionali clamorosi, e poi sono rientrato nella mia nicchia e lì io ho i miei fedeli, uso questa parola che è gelata, ma che sono sparsi in tutto il mondo, che mi perdonano e mi hanno perdonato le cadute di stile, le cose brutte che ho fatto, eccetera eccetera, e che mi seguono, e questo cammino spirituale che io ho iniziato a intraprendere, che c'è sempre stato, come ti ho detto, dall'età di 5 anni, però che ho intrapreso in maniera evidente negli ultimi 20 anni, ha addirittura aumentato il mio pubblico, di molto. Ti racconto questo episodio, credo fosse il 2003 che tu eri a Firenze al Teatro Verdi. Sì. Io vivo qua in Friuli, quella notte lì avevo le coliche, avevo l'influenza ed ero già d'accordo di venire a sentirti con mio cugino e mi ha detto di rinviare il viaggio per la mia malattia. Ho deciso di partire, ho tirato giù i sedili della macchina, sono venuto giù tutto il viaggio fino a Firenze e quella sera lì, ascoltandoti, ho pianto dalla gioia. Ah, che bello. Io credo, insomma, così che tu sia controcorrente, soprattutto in questa musica appiattita che ci trova in giro, ma soprattutto per il coraggio di rispolverare valori che sono stati dimenticati. Infatti sono un provocatore, io lo so di esserlo. Angelo, grazie ancora, sai, per questo. Ho detto corro sempre da solo, così arrivo sempre primo. Ma è vero, io non vengo da una scuola, non ho fondato una scuola, non ho mai avuto imitatori, nemmeno nel periodo di maggior successo, o epigoni che li avrei ammazzati, se no. E adesso sono ancora qui, adesso sono disoccupato da 2 mesi per via della peste nera di medievale memoria, ma io avrei dovuto essere in giro a portare il Garda e sono rimandato. Siamo riusciti a fare un concerto di Garda a Bergamo prima che succedesse tutto il casino ed è stato un successo, ma lo dico in termine intimo, un successo pazzesco. Cioè, la gente seguiva questi 40 minuti di suite in cui non puoi nemmeno applaudire a metà. Invece l'hanno fatto e alla fine di Hildegarda c'è stato un quarto d'ora d'applausi, prima che io riprendessi le mie cose più conosciute, fra cui ci sono almeno sempre 3-4 pezzi di San Francesco. Vi volevo spiegare come ultima cosa perché ho chiamato il disco di Francesco L'infinitamente piccolo, perché lui ha avuto un'intuizione incredibile, almeno secondo me ed altri studiosi, che il cosmo, il mondo, Dio, tutto non è fuori di noi, ma è intra nos, è dentro di noi. Perché se tu prendi un esempio banale, se tu prendi un pezzo di carta e lo dividi a metà, e poi ancora metà, e poi ancora metà, tu vedrai che avrai un numero infinito di metà. Quindi è un infinito che non esplode ma implode. È un'immagine bellissima, tra l'altro ricorda anche un po' i miti orientali, quando i Veda dicono di Shiva che è l'infinitamente piccolo ma al tempo stesso l'infinitamente grande. Grande, certo anche quello, infatti lega tutto. Angelo, guarda, io ti ringrazio ancora infinitamente della tua disponibilità. Ti tengo aggiornato sul convegno. Noi lo mandiamo in videoconferenza nonostante la pandemia, con insieme tutti gli altri contributi, in modo da mandare un messaggio forte che comunque non bisogna perdere l'intelligenza e la conoscenza nemmeno in questo tempo difficile di crisi. La gente imparerà un po' di solitudine e quindi questo sarà bello. Ti tengo aggiornato su tutto.
Grazie ancora e piacere di averti conosciuto con tutto il mio cuore. Ti ringrazio. Ciao, a presto.